fanno. Sì, sì, sì. Allora, riprendiamo il nostro discorso, salvezza per le aziende, vediamo quest'altro contributo. Fuga da Alcatraz! L'Italia somiglia sempre più a una prigione buia e disperata per le aziende che cercano una via per evadere dai morsi della crisi, dal peso schiacciante di una pressione fiscale record e da una burocrazia paralizzante. Non c'è speranza, non nel futuro, non nella politica, non nelle istituzioni. Secondo Confartigianato, l'86% degli artigiani del nord-est dichiara poca fiducia nel governo Letta. Non è un caso se dal Triveneto, le piccole e medie imprese che negli anni del boom hanno trascinato l'economia di un paese intero, oggi pensano a costruirsi un futuro altrove e pianificano una vera e propria fuga da una cella chiamata Italia. Siamo subissati di chiamate di aziende che ci chiedono come fare per chiudere e liquidare l'azienda, raccogliere un gruzzoletto e andarsene con il denaro. Sembra che non voglia più nessuno rimanere in Italia. Sono 5.000 le imprese trivenete in fuga verso la Svizzera e la Carinzia. In particolare la Carinzia è uno dei nuovi Eldorado. Continuano ad aprire siti industriali nutriti dalle intelligenze e dall'intraprendenza di capitani coraggiosi del Made in Italy che qui trovano le condizioni ideali per costruire un futuro. L'attrattiva è forte. Per un sito che aprirà prossimamente sono arrivate 202 richieste da tutto il mondo, di cui 141, quindi il 70% italiane. Di queste la metà dal Veneto. 70 aziende pronte a chiudere per riaprire in Carinzia. Se anche ci riuscisse solo il 10% significa che quasi una decina di ditte lasceranno il nord-est nei prossimi mesi. Abbiamo il Presidente del Consiglio, Letta, che va negli Stati Uniti e cerca di fare campagna perché vengano ad investire in Italia, ma chi viene col 70% di pressione fiscale, oltre il 70% che abbiamo in Italia, e con aziende come la Telecom e l'Alitalia che vengono adesso svendute e regalate agli altri? L'altro Eldorado è la Serbia, l'avamposto della Russia in Occidente, con forti contatti che aprono al mercato dell'ex blocco sovietico. Sono circa 2.000 le imprese venete che stanno pensando di fuggire dall'Italia per trovare riparo ad est, sotto l'ombrello di Belgrado, e i motivi sono sempre gli stessi. Laggiù c'è terra fertile e il Made in Italy è molto corteggiato dalle agenzie di promozione e assistenza alle aziende che vogliono investire in Serbia. La Serbia offre dai 5 ai 10 mila euro per ogni operaio assunto, basta che mantenga l'occupazione per 3 anni. Tassazione fino a 15% sul reddito di impresa, capannoni industriali già pronti da acquistare o da prendere in affitto, o anche terreni che lo Stato dà i greenfield ai investitori anche a affitto bassissimo a 99 anni di uso. Non è poca cosa. E allora partiamo con Rocky Bulatovic per quel che riguarda questa nuova opportunità. La Carinzia ormai da tanti anni che gira come location ideale, come può essere Lombardia, la vicina Svizzera, eccetera. La Serbia. Qual è la situazione in Serbia? Qual è l'escamotage che molte aziende adottano e quale potrebbe essere una via alternativa senza proprio trapiantare l'azienda lì? Cosa offrite? Allora, la crisi nell'Europa occidentale si è accentuata negli ultimi anni, la domanda interna si è ridotta e le aziende per accedere al credito, una delle caratteristiche che devono avere è che nel loro fatturato almeno il 60% sia rivolto ai mercati esteri. E questo per vincere questa sfida le aziende devono internazionalizzarsi. Per internazionalizzarsi devono conoscere tutte le opportunità che offre il mercato estero, sia mercato da conquistare, sia altre forme di produrre, di associarsi e di uscire competitivi su questi mercati cosiddetti emergenti, dove c'è una domanda interna forte, dove è apprezzato Made in Italy e dove le merci possono essere spedite in tempi brevi. Questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. Allora, la Serbia rispetto all'estremo oriente, ai mercati asiatici dove c'è manodopera a basso costo, offre una logistica del tutto diversa. Siamo un'ora da volo dai principali aeroporti italiani, specialmente le aziende del nord-est che vogliono affacciarsi sul mercato russo, mercato americano e altri mercati dove la Serbia ha degli accordi bilaterali sottoscritti da tempo, dove le merci prodotte in Serbia oppure assemblate in Serbia vuol dire che
almeno metà del prodotto può essere prodotto in Italia, assemblato in Serbia, non perdendo Made in Italy, vuol dire la qualità che è apprezzata in tutto il mondo, e possono essere vendute a prezzi competitivi, con un notevole margine di guadagno, allora perché si abbattono i dazi. La Serbia ha accordi con la Federazione Russa, Belorussia, Kazakistan, Turchia, Ucraina, Egitto, Stati Uniti d'America, l'Europa, la parte dell'euro, EFTA, e la CEFTA, la parte dell'Europa che non aderisce all'euro. Con tutti questi paesi la Serbia ha un accordo reciproco senza pagamento di dazi sia in entrata sia in uscita. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo dei settori traino, in qualche paese traino di mercato, prendiamo abbigliamento, arredo, dove i prodotti italiani quando si affacciano su questo mercato pagano un dazio oltre il 50%. Dalla Serbia si paga al massimo 1%, in qualche volta meno di 1%. Questo è uno dei vantaggi che può essere sperimentato andando a produrre in Serbia oppure assemblare i prodotti italiani. Ecco, ma come Stato che tipo di garanzie può dare di solidità, di stabilità, tenendo conto che come sempre ci collochiamo in un'area che deve ancora entrare, se mai entrerà nell'Unione Europea? La Serbia negli ultimi anni è un paese che è cresciuto notevolmente fino alla crisi finanziaria mondiale, cresceva dell'8% all'anno e negli ultimi 15 anni si è sviluppata, ha adottato le leggi europee, tutte le leggi locali sono state uniformate a quelle europee. Ricordiamo la capitale, che era la capitale dell'ex Jugoslavia. Capitale dell'ex Jugoslavia, capitale di 2 milioni di abitanti, dove si respira la stessa aria come nelle altre capitali europee o anche negli altri paesi emergenti, dove la sicurezza è importante, la criminalità quasi irrisoria, criminalità ordinaria c'è un po' dappertutto, però no, non è ma così. forse per le aziende è importante proprio la stabilità governativa, Allora, perché come ad esempio in Italia quello che anche crea destabilizza le aziende è il fatto che viene fatta una legge, poi cambiata, cambia governo, questo crea un certo tipo di instabilità, ancor più in altre, la vision verso altre realtà può spaventare, vediamo la vicina tra l'altro Ucraina che ha avuto dei flussi importanti di imprenditori, però l'instabilità che si è venuta a creare ha destabilizzato certi investimenti, non tutti, però certi investimenti sì. Invece come paese come lo vede? Allora, negli ultimi anni è stato adottato un protocollo di collaborazione con la Comunità Europea che si chiama Programma di adesione alla Comunità Europea. Sono state fissate delle tappe di adeguamento dei standard e i criteri che sono stati proposti sono stati rispettati. Un mese fa sono concluse le elezioni politiche in Serbia, politico-amministrative, adesso si prospetta un quinquennio minimo di un governo stabile. Quindi... Sì, perché abbiamo avuto della buona risposta dell'elettorato e una coalizione che faceva parte del precedente governo ha vinto con la maggioranza quasi assoluta nel Parlamento, perciò si comincia a correre. Tutto quello che viene adottato poi verrà messo in pratica. Abbiamo dei supporti alle imprese, degli supporti volti all'occupazione e alla crescita del PIL nazionale e questo va al beneficio delle aziende straniere che vengono a investire in Serbia, non solo investire, anche perché è un mercato di 8 milioni di abitanti. È un mercato, anche questo è importantissimo. Certo, un mercato vicino, ancora da esplorare, non ci sono i dazi. Le merci di qualsiasi merceologia italiane possono essere vendute in Serbia senza pagare il dazio doganale, anche questo facilita vari prodotti, prodotto agroalimentare, prodotti d'arredo e altro. E qualità della vita, cioè quindi il guadagno delle persone consente anche di proiettarsi, a diventare consumatori, non dico del modello quello che era l'Italia, però insomma consumatori di un certo genere. Il consumatore serbo è sempre stato un consumatore attento,
le merci che vengono importate in maggior parte sono merci europee, Sì. dalla Germania, dall'Italia, made in Italy, apprezzatissimo nei settori che sappiamo già. Strategici. E certo, la Serbia ha uno standard più basso di quello che sono standard europei se guardiamo a livello di stipendio, eccetera. Però comunque Si sta bene, riescono a spendere. Tempo fa ho avuto un colloquio con un dirigente della banca italiana che dà credito al consumo, si possono fare i nomi, Findomestic, che mi diceva che i serbi non sono tanto propensi a indebitarsi, in quanto anche quando accedono al credito del consumo cercano di estinguere il credito prima della scadenza. L'italiano di 40 anni fa. Diciamo. Ecco, e questo Esatto. è un buon Infatti segnale. dovrebbe essere. La Unicredit ogni anno esce fuori con Unicredit Serbia, esce fuori con le proiezioni della sofferenza del credito. In Serbia siamo messi abbastanza bene. Non hanno ancora infierito in modo importante. No, perché c'è una componente nel livello bancario che è molto importante, quella è la base dello stipendio che può essere ceduto certo, vabbè, uno fate la quota. per indebitamento, essendo lo stipendio base basso non ci si può indebitare più del dovuto. Del dovuto, chiaro, infatti. Insomma, questa può essere un'ulteriore opportunità. Voi supportate in questo gli imprenditori che hanno bisogno di avere un po' di chiarezza per quel che riguarda il mercato serbo. Certamente l'imprenditore deve essere informato su tutte le... Non andare così a caso. Cioè. A caso no, perché la Serbia ci sono varie associazioni italiane, partiamo da quelle più importanti. La Confindustria ha fondato Confindustria Balcanico, la sede a Belgrado, che offre tutte le informazioni che servono agli imprenditori associati. Le banche italiane, che sono presenti quasi tutte in Serbia, non quasi tutte ma tutte sono presenti, offrono una serie di informazioni. Ci sono delle agenzie italiane che offrono servizi alle imprese italiane, ci sono agenzie locali, agenzia più importante legata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che si chiama SIEPA, che tutti questi strumenti che possono essere dati all'impresa italiana che vuole insediarsi in Serbia oppure vuole produrre il suo prodotto in Serbia in qualsiasi forma di collaborazione possono essere date alle imprese italiane con grandi benefici. Noi agiamo come promotori e anche come assistenti alle imprese, alle piccole e medie, non escluso anche le grandi. Vogliono provare insomma una realtà diversa. Allora, quindi sempre attraverso Feder Contribuenti si può raggiungere anche un'informazione per questo tipo di realtà ed è molto importante. Andiamo in pubblicità e poi vediamo l'ultima parte, un ulteriore contributo, tra pochi secondi.